Elemosine, quadri, statue, pissili e perfino i tappeti, come i 3 rubati nei giorni scorsi nella cattedrale di Ceneda, ultimo bottino di una lunga serie di incursioni che nello stesso Duomo di Vittorio Veneto avevano preso di mira pure il drappo del Santissimo, la corona della Madonna e le immagini di Papa Giovanni Paolo II. Sono sempre più numerosi anche di questi giorni, vediamo notizie che parlano di furti. Non sono furti gravi normalmente, ma sono questi furti che costituiscono uno stillicidio per le nostre chiese. La conferma del vescovo Corrado Pizziolo sulla gravità del fenomeno è la premessa alla controffensiva della diocesi vittoriese contro i ladri sacrilegi. Potrebbe essere la soluzione delle telecamere che possono scoraggiare i furti. Vedremo di studiarlo. L'alternativa, nei casi estremi, sarebbe la chiusura degli edifici sacri. A volte non c'è altra soluzione che chiuderle, però stiamo studiando di vedere quali possono essere altre soluzioni senza ridurre le chiese soltanto a luoghi che restano chiusi alle persone. Reati che non possono essere perdonati. È una tristezza che veramente stringe il cuore.